ciao, dico, 60, 70 anni che sono qua fuori questi boschi. Ogni carbonaia ha una sua storia e veramente ogni volta porti a casa un pezzettino, un qualcosa in più. Ciao ragazzi, benvenuti a Giazza, Alta Val di Lasi. Qui ci sono i boschi. Questi che mi circondano, ma soprattutto Nello e Giorgio. Che boschi lo fanno di cognome. E sembra quasi uno strano scherzo del destino. Un affascinante scherzo, perché le due cose sono strettamente correlate. Perché da sempre i boschi vanno nei boschi per tagliare la legna e fare il carbone. Io vi ho già mostrato il momento culminante, quello dell'accensione della carbonara con il segno della croce fatto col badile sulla sommità del cumulo. E quello è un momento sacro, ma le operazioni in realtà sono cominciate molto tempo prima. Pensate che eravamo ancora in pieno inverno. Il discorso del carbone è un lavoro abbastanza lungo. Costruire la carbonara si può fare quando la legna è qua in un giorno, in 2 persone ci si riesce, insomma, però portare la legna qua rappresenta giorni di lavoro, nel senso che prima bisogna aspettare la luna, tagliare la legna giusta, selezionare nella dimensione, perché noi diciamo che teniamo la legna, il tondello, quello buono, insomma così, lo teniamo per il carbone, invece la rogna un po' più grossa portiamo a casa sia per il camino che per la stufa. E dopo viene il bello, costruire, si costruisce la carbonaia e dopo bisogna stare qua, dipende sempre dalla quantità di legna, sono 3 giorni di solito, insomma, per quello che ci riguarda. Ma Luci che insegna a fare il carbone? È Romano e il Gusti, 2 vecchi carbonari di Giazza. Perché morti qui se sta perso. E dopo subentrami e adesso che mi fio il polo. E fallo pulito? Sì, è bianco e sirena. E che le unge. E lo sta facile imparare, perché mi ha detto che era gelosi che carbonari. Sì, tanto gelosi, anche se non ti metteva il lignetto giusto e lo tirava via e lo metteva loro. Sempre. Perché io il più grosso sotto, il più fin sopra e avanti. E lui perché lo vuole imparare, Nelo? Perché chi gallina nasce in terra raspa. Sono nato nei boschi e raspo nei boschi sempre. Fare il carbone è un'arte ereditata dalla cultura cimbra, perché Giazza è un avamposto cimbro in terra veronese. I cimbri, che sono questa popolazione germanica arrivata qui circa 9 secoli fa, fatta soprattutto di pastori e per l'appunto di boscaioli. Ed è un'arte perché innanzitutto presuppone una profonda conoscenza del bosco e delle varietà vegetali che vi crescono. E in secondo luogo perché presuppone anche il rispetto rigoroso di una serie di sequenze importanti per arrivare a costruire la pira, che in sostanza, in parole povere, è una sorta di forno a cielo aperto in cui Giorgio e Nello di fatto cucinano la legna, tra virgolette. E come si costruisce? Prima di tutto viene costruito un camino, utilizzando dei pali di nocciolo alti circa un paio di metri e creando così una sorta di canale che servirà in seguito per alimentarla la carbonara. Poi inizia il lungo lavoro di accatastamento tutto intorno. I rami recuperati dal bosco vengono cioè tagliati uno ad una lunghezza predefinita
e sistemati a cerchi concentrici intorno al comino, mettendo quelli più grossi nella parte superiore e quelli più sottili nella parte più bassa. Ma qui si è ancora a meno di metà dell'opera, perché se fino a questo momento si è pensato al contenuto, ovvero alla legna che diventerà carbone, è il momento di pensare anche al contenitore, ovvero al forno, cioè alla pira dove la legna verrà messa a cuocere. E ancora una volta è la natura a provvedere. La pira infatti va rivestita perché il principio base per ottenere il carbone è la combustione lenta, con l'eliminazione progressiva dell'umidità del legno. Alla base quindi Giorgio ha posizionato delle frasche che fungono da supporto e a quel punto inizia a fare il giardiniere, andando a prendersi nel prato qui sotto delle zolle di terra con le quali avvolge tutta la pira. Un andirivieni faticoso ma necessario. E poi a quel punto servono le foglie che vengono utilizzate per arricchire la copertura, favorendo però il lento scambio di ossigeno con l'esterno. E infine, tutta la pira viene avvolta con la terra nera lasciata dalla combustione della carbonaia dell'anno scorso. A questo punto siamo pronti per l'ascensione, che è un momento sacro, da vivere in religioso silenzio, esattamente come hanno fatto le decine di persone che sono venute qui ad assistere di mattina presto. Ed è un momento sacro perché rispecchia la fatica per un lavoro lungo, faticoso, che ha coinvolto Giorgio e Nello. E anch'io ho contemplato questi gesti atavici dei carbonai di Giazza, con il passaggio della brace da Papà Nello a Giorgio, quasi a simboleggiare un segno di continuità in questa tradizione. Che cosa vuol dire per te ogni anno fare tutta questa fatica e fare la carbonaia? Beh, un appuntamento, io lo considero quasi un appuntamento con la storia. Un appuntamento con la storia che ci tengo veramente in maniera, come si può dire, assoluta a rinnovare e a tener vivo, perché secondo me è un valore aggiunto. Non solo un discorso di lavoro, di osteria, ma proprio un discorso anche diciamo così, di animo e di esperienza che rappresenta il modo di vivere, perché insomma non avrei nessun problema a venire a vivere nel bosco. Cosa vuol dire per lui venire qua, Nello? Non si può neanche dirlo, non si può descriverla una cosa del genere. Famiglia, la vita sempre sta, sempre. Purtroppo bisogna cedere ai superiori e il calendario. Però il carbone, lui ha scritto una pagina importante, perché il carbone adesso Giazza è conosciuto anche per il carbone. Anche per il carbone, sì, ma una volta era la sopravvivenza al carbone qua, Perché i carbonari di Giazza, i derlari da Proio, i patatari da San Bortolo e gli avvocati da Campo. Ah, che buono anche qui. Sì, ma qui. Siamo a metà dell'opera, quando la carbonaia comincia a bruciare, ed è in questo momento che Giorgio torna a fare il cuoco, lui che è l'oste di Giazza, perché gestisce l'osteria nella quale tra l'altro per cucinare usa il carbone che li produce. E sapete cosa fa qui? Fa gli gnocchi, ma non quelli della Lessinia che tanti di voi conosceranno, sono sempre gnocchi fatti a mano uno ad uno, però sono questi qui, di legno, che per noi sono un po' indigesti, ma questo è il cibo della carbonara, per cui ogni tanto costantemente la deve alimentare, perché nelle prime 12 ore tutto il camino va progressivamente riempito. Poi non è ancora finita, no? Perché gli gnocchi sono il cibo, ma poi c'è il controllo, ci vuole l'occhio del carbonaro. Significa che Giorgio per 2 notti dorme in questa casupola e a intermittenza, circa ogni ora,
lui si deve alzare ed andare a controllare la gestione dell'aria. Perché? Perché se ne entra troppa all'interno della pira e si sviluppa la fiamma, tutto il lavoro si vanifica, perché il carbone di fatto brucia, e quindi lui deve invece intervenire e creare dei fori per permettere la giusta reazione e tappare quelli che rischiano di diventare pericolosi perché fanno entrare l'aria e quindi sviluppano la fiamma. E tutto questo avviene al caldo, al freddo, di giorno, di notte, con la pioggia, perché fare il carbone è un'arte complessa che gli ha insegnato il Nello, il papà Nello, che comunque le sempre coglie le tende d'oggi, vero? E se non è passione questa, ragazzi, ditemi voi cos'è. Tu fai una cosa che ormai in pochissimi fanno e che invece un tempo in molti riuscivano a creare, perché il carbone era veramente una necessità domestica o quotidiana. Ti senti anacronistico? No, assolutamente, anzi mi sento molto sul pezzo e mi sento un qualcosa, nel senso che ogni volta che faccio una carbonara mi porto a casa qualcosa in più. Perché, come dice Nello, mio papà, ogni carbonara ha la sua storia, ha il suo modo di bruciare, dato dal vento, dalla temperatura, dalla luna, da quanto ti dormi, da come la legna le secca. Cioè, questa volta ha fatto questo, questa volta ha messo quello, è andata meglio, è andata peggio, però alla fine dei conti ogni volta portiamo a casa il carbone. E sempre lì, e vabbè. Dopo 3 giorni si procede con l'estrazione e questa massa nera fumante lascia il posto al frutto del lungo lavoro di Giorgio Di Nello, ovvero al carbone, che lui finalmente può prendere e portare a casa all'osteria, dove lo userà per cucinare. Le sue trote, che io ho avuto il piacere di assaggiare cotte sulle braccia ardenti di carbone, sono qualcosa semplicemente di irresistibile. Ma oltre a questo Giorgio mi ha fatto vedere anche come un tempo il carbone veniva utilizzato in casa per molteplici impieghi, per esempio per cuocere il pane, coprendo il contenitore in cui sta maturando con le brace caldissime, oppure mettendo le braccia all'interno del ferro da stiro per stirare, proprio come facevano le nonne ai tempi che furono. Insomma, Giorgio e Nello hanno trovato un modo per rendere attuali ed efficaci i ricordi di tanto tempo fa, perché loro Boschi lo sono di cognome e di fatto. Tu dai valore alle radici. Sì. Perché sono importanti? Perché noi arriviamo da lì, non dobbiamo dimenticarci da dove arriviamo. È come il discorso della cucina, al solito io faccio sempre i paragoni. Abbiamo i paragoni delle nuove tipologie di cottura, di questo quello, che va tutto bene, però non ci possiamo dimenticare di quello che rappresenta la nostra storia e quello che sono i nostri genitori, ma neanche forse genitori, sì, ma i nostri nonni che cucinavano sul camino dove non c'era ancora la stufa. Cioè, non possiamo dimenticarci di tutto questo, lo dobbiamo tenere vivo, perché adesso sì, guardiamo i tutorial, guardiamo i video sui social e sembra una cosa, per qualcuno sembra una roba normale. Per me rappresenta ancora normalità, insomma, e ci tengo a questo, a tenerlo vivo.